grazie per la vostra presenza, ringrazio anche il Castello di Lombardia nella persona della dottoressa Iadona che ci ha così calorosamente ospitati come sempre. È qualcosa di meraviglioso che a Catania ci sia un locale che si metta a disposizione per la cultura, perché Catania è una città dove la cultura ferma, e quindi trovare un posto in cui possiamo esprimerci è veramente importante. Quindi una nota di merito al Castello di Lombardia. Allora, stasera parleremo della nuova opera della nostra Rosalba Schillaci. Spirito di Inescia. Guardate, devo dire che è qualcosa di veramente bello, di straordinario. Ma non voglio anticipare le parole che dovrà dire per prima l'insegnante Rosetta Di Bella, l'insegnante del palestra Rosetta Di Bella. Quindi, prima di parlare, di fare gli elogi a Rosalba, desidero che cominci la nostra Rosetta Di Bella. Io posso dire semplicemente grazie, Gianni Forte Consolare, grazie. Non necessario, grazie per amici. Salva, non c'è un evento, guarda. Ecco. Brava. Questa situazione forse non Buonasera a tutti e iniziamo questa presentazione. Non si sente? Sì. È questo? Basso. Allora, il titolo di questo primo libro che raccoglie poesie siciliane della nostra Rosalba Schillaci, secondo libro in ordine, perché il primo è Infiniti da Finiti, questo è un primo libro di poesie siciliane. Mi ha fatto venire subito in mente, per il titolo che porta, una reminiscenza scolastica. La ginestra, il fiore del deserto di Giacomo Leopardi. Lo stesso fiore, caparbio, forte, cresce alle pendici di due vulcani, il Vesuvio e l'Etna. Lo scenario è molto simile, ma l'ispirazione è diversa. Nell'opera di Leopardi, datata 1836, la fragile ginestra si oppone con coraggio alla lava distruttrice del Vesuvio, che assurge a simbolo della forza crudele e distruttiva della natura. È una resistenza tragica, perché dà solo una ingannevole parvenza di speranza, destinata ad essere annientata ad ogni nuova eruzione. La ginestra quindi simbolo della condizione umana in perenne titanica e dignitosa lotta contro una natura matrigna, infinitamente più potente, indifferente, lontana, distaccata, ostile nei confronti dell'uomo. La ginestra di Rosalba, invece, è vibrante di vita, una vita che trionfa, un istinto indomabile che si racconta e canta. L'impatto visivo del libro ci dà subito un'emozione cromatica che apre reconditi canali di comunicazione. Il nero di fondo della copertina, potete qui osservare, e ci ricorda che cosa? La suggestione del colore delle colate laviche, dei basalti, su cui spicca per contrasto il giallo oro della ginestra, il colore della luce, il colore della vita che si affaccia prepotente e inarrestabile, nonostante ogni settore di distruzione. La mente, ma soprattutto il nostro sentire più intimo, di siciliani in generale e di catanesi in particolare, si offre senza riserva a questa trasfusione vera e propria di sentimenti, che ci pervade e ci conquista, poesia dopo poesia, verso dopo verso. La lirica che dà il titolo al libro ci presenta proprio la metafora della ginestra,
interprete e testimone di quell'istinto vitale mai del tutto sopito che esce fuori anche in mezzo alla devastazione e si fa vanto, sublimando il dolore del canto nel canto del poeta. Un canto che la nostra poetessa molla in 6 quartine di endecasillabe a rima alternata. Le liriche si susseguono e ci conducono nel mondo poetico dell'autrice, dove l'amore per la propria terra diventa ciato, cioè il respiro vitale. Questo respiro ha dato voce, attraverso la lingua madre siciliana, che affonda le sue radici nella profondità del suo essere e del suo sentire. Ha dato vita quindi a una melodia di canto intimo e potente. È un percorso che possiamo seguire guidati dai versi e lungo questo percorso, a volte piano e agevole, a volte impervio e impegnativo, incontriamo le tracce lasciate dall'anima della poetessa, stilla sculuruta, mammuccio a re una chimera, di sti parole radichi d'amore. L'amore è il cardine attorno a cui gira la sua vita di donna e di poetessa, forte e fragile nello stesso tempo. Rosalda è desiderosa di avere punti fermi che le diano protezione e sicurezza, amore e passione, per poter far emergere in tutta la sua interezza e complessità l'io che le bussa dentro. Parla a lume cori, come solo tu sa fare, duci, e io m'addormiscio, già li t'abbraccia, ma lume cori dall'oscuro della notte, con ti ora esce fuori, di non stare in già di me in sei, furia a rendo una carezza, a poesia. Altro punto fermo appunto l'amore per la poesia, un amore viscerale e incondizionato, che sia pure presente non da tantissimi anni, l'ha coinvolta completamente e l'ha resa fervida paladina schierata in sua difesa, in difesa appunto della poesia. La nostra poetessa infatti punta il dito contro chi non pratica l'arte poetica con onestà e passione. Infatti, mentre tributerebbe tutti gli onori a chi coltiva passioni già ancora ardenti, darebbe per contro, ascoltate bene, colpi di pala di figodindia a chi apre bucca vampira, a ricoltigliare, a chi si sente capoccia, a chi è pieno di sé, agli ipocriti, ai falsi poeti, ai venditori di fumo, tutti degni di essere mandati in cialibambaricchi alle ascensioni, o come alternativa non certo più accattivante, già la carriera, cioè in una cava a spartar pietre per guadagnarsi la giornata. Cioè lei di forza e di determinazione in difesa della poesia. Guai, e dico guai, a chi profana l'arte. Leggendo il libro vi accorgerete che il tono dolce dei versi in alcune poesie lascia il posto all'invettiva chiara, diretta. Non appelli sulla lingua, Rosalda, nei confronti di chi lavora comparsa da sta commedia. E Maria l'allaggia. Lei non ha tempo da perdere con i provocatori, non è più disposta a chinare la schiena, ora ha voglia di arabischi di gelsomino e di ristorarsi con l'acqua limpida di montagna. Il tempo e il suo valore, il tempo e il suo inesorabile fluire che reclama l'urgenza di vita che accade così semplicemente dentro il momento, all'improvviso, mentre ce ne stiamo dentro le nostre fredde torre dinoccate. La coscienza, pur in mezzo alle rovine, a volte si risveglia e si accorge che il sole scompare dietro gli anni. Soli, scompare al re a Lituanni. La delusione prende il sopravvento, la speranza fugge via.
Solo la fede in Dio può trasformare il dolore nel perdono che genera amore e dà senso alla vita. E la vita scorre, giunge la vecchiaia con il suo carico di ricordi, che solo riempiono i giorni nell'attesa di qualcuno che ci possa dare conforto. Per questo bisogna aprire il cuore a Vangeli di speranza, prima di diventare Crita azzardosa. Cercare la gioia e l'amore prima che sia troppo tardi. Il sentimento religioso trova nella figura della Santa Patrona di Catania un esempio di vita, di fede, vissuta fino all'estremo sacrificio. È la donna Agatè che assurge ad emblema carico di significati simbolici, raggio stralucenti, cascica scurfunno, vavarenga. La voglia di maternità trova modo di realizzarsi nella creazione poetica. Nella poesia Anne di Cinneri, la nostra poetessa dice: «Io uccellini poesia, aspettando un riso da Deo che ne arrivavo». L'ispirazione è quasi l'atto del concepimento, la scrittura il parto. Come una giumara cascasa di la riba. Sono gli affetti più intimi e cari la fonte di ispirazione. Accanto alla figura della madre Minetta, delineata con un dato olfattivo, inebriante di vaniglia e zucchero filato, perché sono proprio gli odori, i legami ancestrali più forti. Ecco erigersi la figura del padre. Qui il ricordo è legato a un dato uditivo, sfruscio di lambretta, che segnava rientro a casa dopo un giorno di lavoro. Quel rumore per lei bambina sembrava una musica paradisiaca, un canto che rubino, perché finalmente poteva ringraziare quest'uomo che aveva avuto un'infanzia difficile, che le ha saputo dare tanto amore. Il dolore per la sua perdita è fortissimo. S'ammuccia tra i cultusiti di lapelli e diventa struggente di tenerezza quando dice: sono i più semplici, la tonica regna. Nella raccolta, tra gli altri aspetti già menzionati o che avrete modo di scoprire leggendo, c'è l'aspetto della sensualità, elegante, accennata, ma non per questo meno dirompente. Basta leggere i 6 versi che portano per titolo Dogmo. Il desiderio è una paperina, caspambina, antocco delicato, passionalità, amore e tenerezza in un connubio perfetto. Lo stesso connubio che lega il sentire alla parola, in un rapporto stretto ma libero. Le parole scappano dal cuore della nostra poetessa per inseguire quell'urgenza dell'essere che vuole rivelare i suoi contorni attraverso il gioco della poesia, gioco inteso come coinvolgimento pieno della coscienza, delle emozioni, dei sentimenti, gioco che esplode in tutto il suo splendore proprio in questa raccolta Istinto di Inestra, che vi invito a portare a casa per trovare tra i versi anche un po' di voi stessi. Grazie. E allora, eccoci. La vita è strana, la vita è veramente strana. Ci porta a incontrare, si sente o non si sente? Vabbè. Non che ora salutare stasera. Dicevo, la vita è strana, molto strana, perché ci porta ad incontrare persone nuove o episodi che tu non ti aspetti
e che devo affrontare. Episodi a volte spiacevoli, altre volte invece sono degli episodi che in un certo senso arricchiscono la tua vita. E io devo dire che ho avuto un arricchimento dall'aver conosciuto Rosalba Schillaci. Guardate, la conobbi proprio per caso, un fatto strano. Fui invitato in un pub di sera a recitare delle poesie insieme ad altri poeti. E lì incontrai Rosalba Schillaci, non la conoscevo. Recitando tutti, quando fu il suo momento, praticamente, di declamare poesie, e in quell'occasione conobbi anche Antonio Giuffrida, il marito di Rosalba Schillaci, uomo di grande umanità, uomo straordinario veramente. Ma noi siamo a parlare di Rosalba. Allora, si completa. Di Rosalba mi colpì subito la sua valenza poetica quando cominciò a recitare. Io ho scritto nella prefazione, questo libro è stato curato dall'Associazione Culturale Marranzatomo e Rosalba mi chiese allora in amicizia di preparare una prefazione. Ma prima di fare la prefazione voglio raccontare questo episodio, l'ho scritto nella prefazione. Quando sentì recitare in quel pub Rosalba, nella prefazione ho scritto: trovai nelle sue composizioni in italiano, perché la conobbi come poetessa italiana, trovai nelle sue composizioni in italiano una profondità e una fluidità espressiva pari a pochi. I versi scorrevano dalla sua bocca, a volte come una musica di un timido ruscello che sgorga dalle fenditure della roccia e zampilla cristallino cercando il suo percorso lungo i massi. Altre volte come un vento impetuoso che sparsa le foglie e le invola per poi lasciare nell'aria un tintinnio soave che prende l'anima e invita al sogno. Questo è quello che ho provato, le sensazioni che ho provato quando Rosalba declamava le sue poesie, una cosa veramente sublime. Attenzione, notevole che le sue poesie non erano di facile e istantanea comprensione. Il linguaggio che Rosalba usa è un linguaggio particolare, secco, unico, alto e a volte ostico, difficile da comprendere, però quel linguaggio mi scuoteva l'anima in un turbinio di sensazioni intense e indescrivibili. Non era necessario capire tutto e subito, era sufficiente lasciarsi cullare dalla musica delle parole per ritrovarsi a volare nell'etere. Sì, bastava solo questo. Bravissimo Rosalba. Certo, vi devo confessare il mio stupore quando mi diede il plico delle poesie per la prefazione. Non immaginavo mai che erano poesie in siciliano, perché conosco Rosalba come poetessa in italiano, quindi non lo immaginavo. Quindi quando ebbi tra le mani il plico con le poesie per redigere la prefazione e vidi che erano poesie in siciliano, mi preoccupai, perché pensai subito al rischio che una caduta di stile, che un cambio di registro linguistico può produrre. Quando si cambia lo stile, quando si va dall'italiano al siciliano, c'è il rischio che il cambio di stile possa produrre una caduta. Quindi presi quelle poesie con una certa preoccupazione, poi cominciai a leggerle e vi devo dire che ancora una volta Rosalba mi ha sbalordito. Sono veramente straordinarie queste poesie. Ve lo dice un signore che scrive da circa 30 anni. Sono veramente straordinarie.
Ma a questo proposito io vorrei chiedere all'autrice, voglio un attimino prestare la parola perché voglio fare alcune domande, non voglio soltanto una relazione. Vorrei chiedere a cosa è dovuta, tu che hai sempre scritto in italiano, sia romanzi che poesie, a cosa è dovuto questo cambio di registro, questo voler scrivere nella lingua siciliana? Intanto ringrazio tutti i presenti, mi associo appunto ai tuoi ringraziamenti, siete tutti amici cari e questa sera me l'avete dimostrato ancora una volta e di questo veramente ne sono grata. E devo dire che Ninni ha detto che ci siamo conosciuti in un bellissimo pub di Catania, Lettera 82, ma non ci siamo limitati soltanto a quell'incontro, poi ci siamo visti diverse volte ancora e nelle altre volte successive lui ha dimenticato che io ho già letto poesie in siciliano. Tu non lo ricordi questo particolare? Io ho parlato della prima volta. Esatto, però non esiste manco una. esatto, però poi una sera Ninni portò i suoi testi e con la grande generosità che lo distingue ce ne fece omaggio a me, Gisella Torrisi e Luisa Longo. Tu non lo ricordi questo particolare, ma io per fortuna ho anche una bellissima foto che testimonia questo momento. Avevo già scritto una poesia in siciliano, non so perché una notte, tutta una notte, delle parole mi erano risuonate e di solito succede un po' a tutti i poeti, però quella mattina ci si dimentica di quello che si è segnato. Questa è una delle poche poesie, una delle pochissime poesie che io ho continuamente invece a memoria nell'orecchio, nella testa e nel cuore. Sa di sbicchi al lamento una notte. Ebbene, io scrissi questa poesia immediatamente, la buttai giù sulla carta. In quel momento mi resi conto della difficoltà anche di scrivere il siciliano, la lingua siciliana, perché è veramente con le sue regole, con la grammatica e con tutto quel che segue. Quindi di primo acchitto immediatamente posi sulla carta quei pensieri perché avevo paura appunto che sfuggissero, anche se poi in realtà non è stato così. E devo dire che questa poesia appunto ha il titolo Radichi d'amore. Ebbene, tu mi stai chiedendo perché appunto il siciliano, giusto? Perché in siciliano? Perché in siciliano? Perché io mi sono accorta che quando io sono arrabbiata o quando ho una bellissima emozione, quindi momenti belli, momenti brutti che tutti attraversiamo, io penso in siciliano. È la prima lingua, la lingua delle mie radici. Io ho avuto la fortuna di crescere con dei genitori che parlavano in siciliano continuamente. Purtroppo in un'età o i miei anni in cui fino ai 6 anni, fino a quando non si andava a scuola, magari l'italiano non si conosceva. E devo dire che io, malgrado appunto poi abbia imparato la lingua italiana, ho voluto mantenere il siciliano e questa voglia del siciliano l'ho trasmessa anche ai miei nipoti che pur giovani capiscono, parlano perfettamente il siciliano. Le radici quindi, le radici vere mie sono della lingua siciliana. Rosetta ha toccato tutti i vari punti di questo libro e con una sensibilità che la distingue è riuscita a cogliere. Io dico, ho già scritto un libro di poesie, ma non mi sono mai messa a nudo come in questo testo. Perché, ripeto, questa è la lingua delle emozioni, il siciliano, e io non avrei potuto trovare in italiano la stessa capacità di espressione. Per quello, oltre che chiaramente dare omaggio a tutti i nostri grandi. Ma dimmi una cosa, allora, come mai questo libro l'hai intitolato Istinto di Inescia? Potrebbe dire profumo di Inescia, colore di Inescia. Esatto, perfetto, anche sentimento di Inescia. Amore di Ginestra, questo è come mai istinto, proprio istinto? Perché l'istinto è la prima scintilla che abbiamo dentro di noi. Infatti si parla di istinto di sopravvivenza, non si parla di amore di sopravvivenza. È quella scintilla che scatta dentro di noi al di là della ragione e anche del cuore. Ora, nel momento in cui si mantiene soltanto l'istinto, è chiaro che si è a livello di animali. Nel momento in cui si dosa ragione, cuore e istinto, è la vera perfezione. Cosa che noi purtroppo tendiamo a dimenticare nella frenesia dei giorni, e forse per questo abbiamo anche tanti problemi, soffriamo di depressioni, di tanti malanni, del male oscuro, forse perché proprio dimentichiamo e mettiamo da parte il nostro essere vero. Bene, io un'altra cosa ti volevo chiedere, Rosalba, anche se in parte hai già risposto, vorrei che tu approfondissi di più. Quali sono le differenze peculiari
tra il tuo primo libro, Infiniti Definiti in italiano, e questo secondo, Sicilianissimo, Istinto di Inescia. Sicilianissimo, mi piace che tu sottolinei questo perché appunto è la lingua dei nostri padri, di Meli, di Martoglio, di Formisano. Io sono già a dire questi nomi, ho la pelle d'oca. E non solo di questi grandi, anche dei testi di Antonino Magri. Io tutti i suoi libri, appunto vi stavo accennando, non l'ho dimenticato quello che stavo dicendo, li ho conosciuto quella sera, e quella sera quando lui mi diede i suoi libri io non andai a letto, ma io li lessi. E ti dirò di più che il giorno dopo scrissi 7 poesie in siciliano, e questa cosa te la raccontate. Meraviglioso. Esatto, quindi diciamo che nel bene o nel male il colpevole di questo libro è questo signore, Nini Magri, e io appunto vi vorrei incitarvi per un applauso. Io metto che desidererei da parte di chi prende questo libro che lo tenesse sullo scaffale, ogni tanto però lo prendesse in mano e lo mettesse tra i libri del cuore, perché questo c'è in questo testo. La differenza tra Infiniti, tu mi chiedevi, e per quanto riguarda Istinto, apparentemente sono diversi, in realtà sono due facce della stessa medaglia, sono un'unica persona. Appunto dicevo, questa però è il libro appunto dove mi sono messo più in nudo e dove di più di tutto ho manifestato l'amore che io ho grande per la poesia. Nel momento in cui c'è tanta dolcezza, c'è tanta sensualità, c'è tanta anche invettiva, questo dicevo poco fa, nel momento in cui io ho la gamma delle mie emozioni, io parlo in siciliano. Naturalmente non parlo con gli stessi termini che sono nel libro, perché devo dire che ho fatto impazzire quest'uomo. Nel momento in cui mandavo le poesie l'ho tormentato perché le ho scritte, le ho riscritte, fino all'ultimo giorno ho impaginato tutto il testo, parola per parola, cercata, trovata, sostituita, verso in verso, perché era quello lo scopo, dare merito, togliere le mie insicurezze, esprimere al meglio i miei sentimenti e il rispetto grande per la poesia. Io ho voluto scrivere questo proprio perché volevo usare queste parole, ed è una parte che vi voglio leggere perché l'ho scritta, perché l'ho detta per come la pensavo, e non so se a parole così a braccio lo potrei scrivere allo stesso modo. Per me la poesia, nelle alchimie verbali, in questo libro soprattutto ho cercato una poesia sottesa e sonnativa, quindi senza troppi fronzoli, che stilisticamente insegue una ricerca formale attenta, che tralasciando forme e pose utilizzi il verso libero a volte e a volte il verso in metrica, appieno, per cercare di dire pienamente la dimensione intimistica del percorso esistenziale. Quindi una riflessione sull'identità del poeta e sul correlato rifiuto di ogni etichetta. C'è il momento in cui si scrive in metrica e il momento in cui si scrive in verso libero, senza questa annosa discussione di chi debba necessariamente farlo in un modo o nell'altro, anche se io sostengo, ho appena finito di fare il corso con questo grande maestro in metrica, ed è importante nella vita imparare e conoscere sempre. Quindi un rifiuto di ogni etichetta, un segnale di inizi e mai di fine, farsi poesia per essere poesia, come essenza e non apparenza, una sfumatura per essere non solo poeta dell'attimo, dell'occasione, ma controcanto di sostanza, musicalità, ricchezza nell'impoverirsi del vivere quotidiano. E quando c'è la non rima, un compiersi del reale, effetto nella trama per votare l'eccesso e il vano. Questo per me è la poesia. E quindi chi non rispetta veramente io lo manderei nella brillera. Dobbiamo dire allora che in effetti ho riscontrato nei testi di Rosalda quell'istinto grezzo e primordiale che caratterizza noi siciliani, l'istinto di Inescia, quel magnifico fiore, quel nostro magnifico fiore che cresce alle pendici dell'Etna e si attacca con tenacità sulla roccia lavica e che resiste alle temperie, resiste all'avversità di un terreno impervio. Un fiore
che sa creare contrasto, quasi a simboleggiare la caratteristica ricchezza di contrasti insita nel cuore di noi siciliani. Abbiamo un carattere che ha molti contrasti siciliani. E i contrasti, ad esempio, che proprio sono il contrasto tra lo scenario brullo e desolato della nera roccia lavica e il verde ricco di vita dei suoi steli. Questo contrasto cromatico. E il giallo solare dei suoi petali, ad esempio. Va bene? Ma c'è il contrasto anche tra l'odore aspro della pietra bruciata e il soave, incantevole profumo che emana la ginestra. Questi contrasti della natura. Decisamente non poteva esserci titolo più appropriato per questo libro. Ma attenzione, scorrendo i testi, ho notato un'altra cosa che mi ha sorpreso. Rosalba Schillaci non scrive nella parlata locale siciliana, ma usa il linguaggio aulico, quindi la lingua aulica siciliana, quella lingua di lunghissima tradizione che nasce alla corte di Federico II di Svevia nel 1320 e che si è protratto nei secoli e che ci è stato tramandato da grandissimi poeti e scrittori nel secolo, quindi ha scelto proprio di scrivere nella lingua aulica siciliana, la lingua della letteratura. Ma non è soltanto questo, perché ho trovato che oltre alla sintassi che è particolare, e d'altronde non poteva essere differentemente perché come scrive in italiano usa lo stesso sistema di scrittura anche per il siciliano, perché è il suo sistema, è la sua caratteristica di poetessa. Però ho trovato veramente particolare e nel dettaglio l'uso ricercato dei periodi e dei termini linguistici, cioè c'è anche una ricerca del siciliano antico per poterlo riportare alla luce, perché è vero che magari nella narrativa si può usare un siciliano più moderno, ma nella poesia è importante ricercare e riportare alla luce quei vocaboli antichi che piano piano sono spariti dal nostro linguaggio per rinverdire il nostro siciliano. E guardate che ci sono dei termini ricercati da Rosalba, particolarissimi, tra cui alcuni non di impiego comune e adoperati, diciamo, per estensione, come parole sibariti. Parole sibariti significa parole eleganti, sibariti significa eleganti, oppure ferra e chica, che sarebbe sferza e piega, oppure altri nel loro significato antico proprio, ad esempio subuli, che significa lievemente, subuli, o luci figurati, quello che conosciamo, le lucciole, o un'altra espressione antica nostra, pigliandola alla pizzola, ossia prendendola di mira. Sono ormai termini che non si usano più, non si sentono più, eppure lei è andata alla ricerca, quindi è tutto uno studio anche la sua poesia della lingua siciliana, e devo dire veramente che meraviglia la nostra lingua, è qualcosa di incantevole. I temi che tratta il libro, i temi, credetemi, sono molteplici. La nostra poetessa usa temi che accompagnano la sua sensibilità di donna e di artista in un caleidoscopio di sensazioni che spaziano dall'amore per la nostra e la nostra terra nata, l'amore per la Sicilia, a quello per la poesia, dall'amore intenso per il suo compagno a quello tenero per la madre. Non manca uno sguardo alle tragedie del mondo d'oggi, quindi al sociale, come il tema atroce dei migranti, di cui il piccolo Aylan Kurdi
trovato molto nella specie di Bodrum in Turchia, ne è diventato il simbolo. E di certo non poteva mancare un pensiero alla Santuzza di Catania, Scoccia, come diciamo, non poteva mancare un pensiero alla Santuzza di Catania e alla devozione che riportano i catanesi. Sentite alcuni versi. Ammenso a Cannalori, scurrio Sanna Marichino. La salutano un guante sventuriati che assomiglia un avvolo di palume. Cire che squaglia a legge, a Giumardù e voci di Timoti. Guardate che bellezza. Ho un pensiero, un incoraggiamento a se stessa, perché lei stessa si incoraggia, e questo l'ha già citato come il prossimo che citerò, la nostra Rosetta di Bella. Incoraggia se stessa, e questo incoraggiamento è chiuso in un grido di libertà. Piuri, giornate ogni, calai luimmo. Ora voglio rabbischi di Gelsomino, Casarnacolo e il Milassolo Ciaurusa, acqua limpia di montagna camisciata. Guardate la potenza di questi versi. È un invito alla speranza per l'umanità che la circonda, a non lasciarsi mai andare, a non lasciarsi turbare dai sentimenti negativi. Quando l'anima si doli, ciatando di traverso, e nenti la consola, tu n'aspettare murmurio d'inverno, apri il cuore a Vangelo nuovo di speranza. Quanta poesia! E adesso apprestiamoci ad ascoltarla questa poesia, ma prima introduciamo la poesia con un filmato, anch'esso poetico. Prego Antonio. Spegnete la luce. Vorrei introdurre questo filmato e spiegare che in questo libro appunto, no scusami un secondo solo, perché lo volevo appunto introdurre. Allora in questo libro troverete i 4 elementi portati avanti da Empedocle, esattamente le 4 radici che lui diceva governavano l'universo, perché così come il mito di Colapesce che cadde nella lava, morì cercando di salvare la Sicilia che essendo a perire sotto 2 pilastri già inclinati, anche Empedocle per amore di conoscenza cadde nella lava. Quindi c'è l'eroe popolare e l'eroe intellettuale nel mio testo. E ci sono queste 4 radici, voi troverete appunto il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra. Queste sono le forze che portano avanti il mondo. È il mondo che si trova poi a combattere con la filia, l'amicizia, e il neikos, il dissidio, ciò che poi porta il caos. Quindi c'è in tutto il testo, dalla copertina, come diceva, faceva notare Rosetta, tutto il testo c'è questo legame fortissimo con la Sicilia, perché le mie radici, non solo la scelta della lingua, ma l'amore viscerale verso questa terra, che magari io non ho l'abitudine di sbandierare tanto perché non mi piace molto stentare. Io la Sicilia la porto nel cuore e le rendo merito modestamente come lo so fare, con la poesia e con i versi. E devo dire che mio marito ha preparato un bellissimo video, un video che è uscito fuori anche vedendo un altro bellissimo video invece di Folco 15 degli anni 70, quando fece questo servizio sulla Sicilia. Io voglio soltanto dire queste poche parole di Leonardo Sciascia, quindi 2 uomini eccezionali, Folco 15 col documentario con le immagini e Leonardo Sciascia, un grande, cercatelo su YouTube perché veramente ne vale la pena, sottolinea cos'è la Sicilia e cosa sono i siciliani. Parole di Sciascia. Ovunque nel mondo si dica Sicilia, prima che un luogo, a un'isola nel Mediterraneo, si pensa a quella particolare umanità che vive in queste terre, a un tipo di vita introverso, diverso e controverso, a un ospitato, complicato, appassionato modo di essere.
Dal punto di vista fisico si slabra, ora radure aride, ora feraci, e si raggruma in dure montagne altipiane. Una terra povera di corsi d'acqua, ma a volte repentinamente illuminata da lucenti spazi liquidi di laghi e bacini, cretose ed aride in certe zone, o arsa dal vulcano e dalle solfare però fertile di messi rigogliose di orti e di giardini, o di boschi e pinete. Uno sperone di roccia proteso verso l'Africa, i vulcani della Sicilia, origine di ogni tragedia geologica. E l'uomo trema e agghiaccia ogni suo baleno, aggiunse un poeta il cui nome mi è sconosciuto, così come la cantò Pindaro. Etna nevosa, nutrice perenne di fuggi da neve, nei cui antri muggiano fonti purissime d'orrido fuoco. Ebbene, voglio aggiungere un'altra cosa che diceva invece Montalvo. È un errore leggere o ascoltare solo poche poesie, quindi noi dopo il video ve ne leggeremo alcune, però sono una piccola parte. Io vi invito invece a leggere tutto il lavoro, perché una poesia ha un senso con quella successiva, hanno tutto un filo conduttore, c'è sempre infatti un richiamo da un suono all'altro, ma anche da una poesia all'altro, e lo diceva un grande Montale e io condivido in pieno. Grazie. Ci tenevo quindi a sottolineare non solo i grandi poeti che avevo citato prima, ma anche degli altri grandi uomini, perché la Sicilia appunto è fatta di tradizione popolare, ma anche di cultura alta, di grandi uomini che danno sempre gusto alla nostra terra. Grazie mille. Venga un po' avanti, venga. C'è posto. C'è posto davanti. Io lo sto lasciando. Grazie. Scusate, non volevo benvenuta, assolutamente non disturbi, Patrizia Costa, grazie di essere venuta. Ora, la nostra poetessa ha letto la traduzione in italiano della poesia, ma adesso sentiamola nella nostra lingua. Ego d'eternità. Respira, pagina 7. Ego d'eternità. Respira stento. E lento principia a sbottare sopra voce inchiumata di spavento, mentre la terra scassa e un fuoco appare. Spettacolo di vita in una sorte si annacolia cuba e cuba affanna. Cammina e porta la sua scia di morte, la lava, la comparsa calunna. Punta d'angusti passati alla figlia la compassione di mangi scantati. Lava s'aggiuma e astuta e poi arriviglia, torciglia inganno le vostre patate. Mentre la luna incarna c'ha vestito, il vermiglia scinde c'ha miseria, funne la pecia e chiante fa scentite, abbarruano oggi come ieri. Quando scherzo giungo e ferro e muto, non me li giuri, isa la sua testa c'ha la spaterra e sparge ciao un fruto sopra sciaras di soldi tempesta. Istinto di Ines, un tanto istante di freddo, nesce fuori e si fa vanto, tinge di giallo montagne fessanti, rinasce di dolore e mi fa canto. Bravissimo. Pupi e Puparo, la pagina.
Pagina 40. Commuovi li filami, mi fa sentere in poco. Certi voti aveva mano pesanti. Tira di qua e tira di là. Mi sento una mappina imbadiazzata e casco con una ciusciata. Mi volto sconsolata, sui orna di passioni, su notti solitari. Balconi a varigliuzza con i picci rotti, tagliano le carni sicche di sangue. Aspetto che rinasci l'usuri, sopra il vaso i luni non crescono toccioli. Qualche volta una semenza nasci magari senza terra. Lotta con vento, caffè e chica, ma il da cresce, perde i fogli, spira e di pianta di caredda cancia in arvoli forti. Allora ascolta cerchi, sbattere di ali e così prova a volare. Sbatti di rami un fremito selvaggio, ma le radichi non sentono ragioni. Conosci da sta terra, cara stai, dagli desideri che all'organo di mano, perché magari che arrivavamo morali non avevano spalle liberi più a vento. Ci soffila, che non sapevo tagliare. Mari e Ciato e Priera, pagina 13. Questa è quella lì dedicata ai migranti. Esatto. Figlio di scarsizza e cuore duro, con lo stesso senso di ramo pieno che cuba virdi, rompendo pregiudizio, destino, nuvolo scuro, si sente filiglio di frumento che si risbiglia in vastello. Messo in viaggio sopra carretti di mare, fussandosi a silenzi di stanchezza, non sapinenti di foglie ingiarnuta ogni tutte stupori. Cala la testa, scincendo bucca di latte su tagliati giudizi. Muove con gli occhi tempo lento, caria indifferente, sopra subito. Picci la notte, terra assai remoti, lamento di ferita, cara accetta. Stigli promettono in ciabucconi amari, arivi bagnati con scattapuri. Tavia l'anima scannariata e ciamma di cuori cancia. Aspetta rami, fogli, acerbi, veri, laccami e tesori. Idolo, e migranti, come a tanti viti di pace e magica, hanno sbardi scolpiti di scanti e siti. Cercano noti chiari di paesi, tavoli punzati di punti ciaurosi, che ricevono delicatamente su scappa un'ave pretesa. Sperano di spirito di amusanza e di disegni, a bozzo con un sorriso di vecchi e di carosi rialati a pezzucchiato come vacca, un vento ciasi, sciannulira, spanni e elise. Mari e Ciato e Priera per sfuggire in una sventura, ma la morte s'assetta al lato come signora impetuosa sopra il lume. Al Mengimanna segnali di tortura, un furia dura a mezzo a grandi spavento. Consuma la tempesta senza vento. Quando già purgata, azzittisci cicala, e lucerta dalla tana muta, s'arrizzetta, picciriglio, nata dall'acqua e la mala sorte corriere. A poi, sotto il lenzuolo, fuori casa, non vidi più l'uscio e immacolata la vicenda. Una simpatica poesia di quanto la nostra poetessa si arrabbia con l'ispirazione, ti picchi non meni. Pagina 36. I tempi
e di maggiori. Guardate, qua ci sono anche alcune parole in particolare, ad esempio homo tanciluso, va bene? Tanciluso significa sensibile, ecco la ricerca di quei vocaboli di cui si parlava prima. E come può un poeta non essere sensibile? Non potrebbe scrivere poesia. E senno di calata, ogni santa aiuta. La vaia, la finisce sta suonando di violino. Ti non un basonetto. Accarezza le mie pensieri. A bell'umana parla assai e spesso ammala. A domani a poesia discendere tan solo con gianfermo di oro capisa sopra le spalle d'ogni uomo tancioso. Verso un improvviso nasce un giapassi di soldati, c'è pure il sciabbruto lontano, vuole tendarici. L'emma agonia di barchi lasciate alla deriva mi canta spina ostinata che scende come assassino. Perché? Perché il redere tutta scantata? Parole sibarite non conoscono tormento, ma tardo stai arrivando a sti passioni. Vabbè, aspetta una tramontana. Lo sole malizioso spettacolo tuttora, aiuto del innamorato, vero poeta. Tu vieni divulata, inchi come un tempo la guardare e come una sciumara che scassi la rippa, tu, ispirazione, spunta risvegliata, un gialletin per le ragioni di lume corre. Vi ricordo che la poesia è un'arte e come tutte le arti si nutre di silenzio. Grazie. La pagina 48, non dormo più, è una versione femminile liberamente ispirata a E voi dormite ancora di Giovanni Formisano. Non dormo più. La nostalgia, l'umari la smuria, dall'occhi di Cardiglia affriddatelli, splendeva la mattina e l'arma mia spanneva dei sospiri suoi più belli. E l'assustarsi non dormo più, sicura morì in chi ritornati a domannanno quando baffacciati. Passo l'uri ingezzando i capelli, cercandomi da verdi d'arboriti, e il baciò con cori già rubetto cascuta fora vento luci e aspetto. Lo canto va e si sparge la chiaria, mentre da lì la luna duce, china, sarò sveglia serena l'armania, e poi aggrancia due cori alla catina. E l'assustare sì, non dormo più, sicura muri in chi ritornati a domannanno quando baffacciati. Passo l'uri, gezzando i capelli, cercandomi intraverdi d'arboliti, e baciò un buon cuore in gialbetto, cascuta fora vento luci e aspetto. Bravo. Pagina 30, Lucio Micellio. Lo sole va in movi all'alba fulmi, mentre graningia l'alba sa riposa. La luna spagna argento sopra l'ogne e luccica la pampina di rosa. Gli mali insuccamati all'uomo avaro ricordano che l'anima asciugato naviciauro raro, ma è amaro in già stanchezza di un scialarato. Fino e amoroso l'uscio mattutino comincia a fare chiari i suoi sorgiri
quando cu passa, pigliano camino, pivicano colori di lamini. Li mennuli e l'aranci in lontananza, stanzi adorano e passi ringaniti, ioca la mano, tingi, ormo, avanza, e maravigli virdi e amati nidi. L'umida senza senso s'arritira, amori pati, cacciapò rumori, piffila d'erba nasciuti di sira, aggiunti raggianivora di lucori. L'amore ciuscia, accordo, argento, tanto, brissiona luci, sbriano l'inticello, muove immenso di pampidi, cuccanto, libera un canto di lucciumicello. Bravo. Grazie. E chiudiamo, Esatto. chiudiamo con un'altra poesia e poi il resto per leggere voi. Esatto. Giusto? A pagina Non 52. possiamo leggere 33 poesie. Pagina 52. E qua la poetessa ha un modo di rivolta e praticamente invita ad essere ottimisti, ad essere allegri, a non essere musoni e soprattutto ad essere persone sensibili, quindi a non essere animi di pecia. Perché? Perché cosa sono gli animi di pecia? Animi di pecia non vanno sopra l'arbore, non giacono un tale luce dei ciumi, un tale angolo sciolti, un tale cancianti nuvoli. Animi di pecia su navi ferme in cielo porto, cu ancore capiscono, lontano focolare, con la nebbia incutta come un muro sopra torri alte di tribolo e sconforto. Animi di pecia mangiano dolori, sono sbrizzi sicchi in tala terra che perciano l'oscuro. Animi di pecia periscono scordati, finché su, così inchinano alle mani. Grazie. Come diceva il nostro Mike, buongiorno, signore, allegria. Io ringrazio tutti per la vostra preziosa presenza, per la vostra squisita gentilezza e per la vostra attenzione. Mi auguro che abbiate gradito questo momento poetico, questo momento di cultura e che ci possiamo rivedere presto e diciamo, dato che non sarà troppo presto per Castello dell'Eucaria, mi coglie occasione di augurare a tutti quanti voi un buon Natale. Grazie.